Tutti buonasera dall'ippodromo Savio di Cesena, corse del 29 agosto. Prima corsa riservata a puledri di 2 anni, 1 Fante Petrol, 2 Franchini Ale GPD 3, Fauna Jet 4, Fanny Breed 5, Foley W Fior 6, Francisco Benal, seconda linea 7, Frida Pax 8, Fedra Pax 9, Fangio Cor 10, Futura Rec. Favori in chiusura per Foley W Fior, Roberto Vecchione in sediolo al debutto, macchina che accelera, parte con prudenza Foley, mentre dall'esterno è veloce Francisco Benal che in poche battute sfila mentre sbaglia Fauna Jet. In seconda posizione Franchini Numero 3 Ale Fauna GPD. Jet squalificato. Partenza volante dunque di Francisco Benal che conduce dopo i primi 200 metri di gara, si trascina Franchini Ale GPD. Gli altri a seguire con percorsie esterne, Fanny Breed seguita da Foley W Fior a qualche lunghezza, intanto il quarto iniziale è completato dalla testa in 39. Cavalli sulla piegata con leader Francisco Benal, Franchini in schiena, poi all'esterno Fanny Breed seguito da Foley W Fior, quindi Fante Petral. 600 intanto in 47 da parte della testa. Francisco Benal continua a guidare davanti alle tribune, al suo esterno si impegna Fanny Breed, lungo la corda Franchini alle GPD, percorsi esterne anche il numero 7 Frida Pax che segue direttamente le mosse di Foley W Fior. E intanto se ne vanno gli 800 in 1-1 e 9. Tutto sommato buona andatura quella imposta dal leader Francisco Benal che completa 1 chilometro in 1:17 e mezzo, insiste al suo esterno Fanny Breed, poi cerca la terza ruota Foley W Fior. Fanny Breed impegna severamente Francisco Benal a 400 dalla conclusione, terza ruota invece per Foley W Fior, a contatto rimane Franchini. Poi anche Frida Pax, cavalli a completamento della piegata con Foley W Fior che va all'attacco ora di Francisco Benal che si è scrollato di dosso Fanny Breed, retta d'arrivo, è passato in vantaggio Foley W Fior e nel finale si allunga bene per venire a concludere. Nettissimo vincitore al debutto, il secondo posto è per il numero 2 Franchini Ale GPD, mentre per il terzo finiscono praticamente in linea Fante Petral e ci sembra Fedra Pax, da rivedere per il terzo posto. 1:16 e 6 comunque il ragguaglio conclusivo per questo Zaconjo del Team Elert guidato da Roberto Vecchione per la scuderia Zaconjo. Ottimo debutto dopo la già eccellente prova di qualifica, si migliora anche nella corsa di esordio. Roberto Vecchione lo tiene in seconda pariglia esterna fino ai 400 metri finali, poi in terza ruota viene a concludere la sua fatica. Prima corsa in carriera e subito vittoria per Foley W Fior.